Buonasera a tutti e tutte, benvenuti a questa seconda serata degli eventi collaterali connessi alla festa di Sant'Efisio. Io ringrazio Ottavio Niedo per avermi coinvolto anche quest'anno in questo momento a proporvi una piccola e breve introduzione e guida all'ascolto a ciò che sentiremo stasera. Ieri c'è stata una bella serata incentrata sulle diverse forme di canto della tradizionale della Sardegna, canti monodici, canti polifonici. Oggi invece è la giornata della poesia improvvisata. Una forma espressiva straordinariamente affascinante, direi della civiltà umana, nel senso che noi abbiamo testimonianze dell'esistenza della pratica dell'improvvisare versi già dalla Grecia antica, e abbiamo due grandi tipologie principali. Il canto di tipo epico narrativo, cioè quello che tipicamente è fatto da un solo poeta, gli Aedi, i Bardi, i griot dell'Africa subsahariana, che declamano versi, raccontano le epiche, raccontano le genealogie dei re o degli imperatori, raccontano i testi sacri, e lo fanno partendo da un testo, preesistente, che volta per volta viene modificato attraverso delle formule e adattato. E poi c'è l'altra grande famiglia, che è quella delle forme di poesia a contrasto, in cui devono essere presenti almeno due poeti che interagiscono l'uno con l'altro, che dialogano tra loro, che si confrontano. E queste due forme di poesia noi le troviamo ancora oggi, nonostante abbiano origini molto antiche, ancora oggi diffuse in diverse parti del mondo, veramente in tutti i 5 continenti. E la Sardegna è terra straordinaria da questo punto di vista. In Sardegna abbiamo 4 diverse pratiche di poesia improvvisata, tutte vitali, tutte che occupano uno spazio all'interno della vita sociale delle comunità sarde. Tipicamente una gara poetica si tiene in occasione, appunto, come in questo caso, delle celebrazioni civili connesse alle feste dei santi. E queste 4 tradizioni sono quella della gara a ottave, a ottadas logudoresi, quella della cantata campidanese a mottettu longu, poi c'è una piccola tradizione della Sardegna centrale detta di muttos di montagna, di muttos affrores, che si trova nell'area di Meana, Tonara, Desulo e così via, e poi c'è Sarrepentina. Ottavio Niedo ha fatto questa grande operazione per cui nel corso degli anni ha sempre voluto dedicare uno spazio alla poesia improvvisata, alternando queste diverse espressioni, e quindi negli anni scorsi abbiamo sentito le gare ottadas, le gare a mottettu longu. Questo è l'anno del Sarrepentina e siamo molto contenti di questo. La Repentina oggi è diffusa in un'area che comprende più o meno il basso oristanese e il medio campidano. Non sappiamo ovviamente quali siano le origini, ma come le altre tradizioni sarde c'è stato un momento, tradizioni di poesia in Sardegna, c'è stato un momento tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento in cui questi modi di improvvisare che venivano utilizzati nei contesti informali prendono la forma di una esibizione pubblica, di una gara, come usiamo dire noi in Sardegna, con dei poeti che poi diventeranno dei semiprofessionisti o dei professionisti e che appunto si esibiscono in occasione delle feste. La Repentina è una, come intuite dalle persone che vedete dietro di me, è una delle forme a contrasto. Non si può fare una gara repentina con un solo poeta, ce ne devono essere almeno 2, e le 4 tradizioni sarde si differenziano tra loro, oltre che per le forme metriche, per l'area di diffusione, per la lingua utilizzata, si differenziano anche per il modo in cui i versi vengono cantati e il modo in cui vengono accompagnati. Molti di voi sapranno che nella gara logudorese, ottadas e il tenore sono i 3 componenti del gruppo del canto a tenore che accompagnano i poeti. In questo caso, come vedete, abbiamo uno strumento a mantice che è la fisarmonica. E come vi anticipavo, i versi sono cantati, perché questa è una costante in tutto il mondo, cioè in tutte le tradizioni di poesia improvvisata del mondo i versi non vengono mai recitati o declamati, ma vengono in qualche modo sempre cantati o comunque espressi in una modalità che non è quella del parlare ordinario. E la dimensione musicale sarà un aspetto molto interessante anche de Sarrepentina. Oggi sentiremo una gara in forma ridotta, in forma compressa, in forma adattata al fatto che Cagliari, che i centri urbani sono meno abituati a ospitare questo tipo di eventi, ed è la fruizione della gara poetica richiede una serie di precompetenze. È un mondo complesso, raffinato, che richiede anni di formazione da parte di chi la pratica, ma anche delle competenze da parte di chi ascolta. Intanto quella linguistica.
La gara repentina viene eseguita nella varietà campidanese della lingua sarda, per cui, come dire, chi non capisce il campidanese ovviamente avrà difficoltà a accedere ai contenuti. E poi per il fatto che i poeti improvvisano dei versi pensati sul momento su delle forme metriche che sono tramandate per tradizione, che non sono scelte da loro sul momento, che devono essere rispettate, e nel caso della repentina queste forme metriche sono particolarmente complesse. Tanto complesse che io non riuscirò ora a spiegarvi esattamente come funzionano. Sentiremo 3 forme metriche differenti. Normalmente i poeti iniziano con un muttettu. Muttos e muttetto sono una famiglia di forme poetiche diffuse in tutta l'isola. Loro utilizzano cantano un muttettu particolare che è detto muttettu a coa, e i muttettu sono forme poetiche composte da 2 sezioni che hanno legame di rima tra loro, cioè i versi della prima sezione fanno rima con i versi della seconda, ma non hanno legame di significato. Nella seconda parte i poeti comunicano ciò che effettivamente il muttettu vuole dire, e nella prima parte spesso ci sono versi che parlano completamente d'altro. La cosa affascinante è che nell'esecuzione di questo muttettu i versi della prima e della seconda parte vengono intrecciati tra loro. Per cui, ecco, capire il significato se non si conosce questo meccanismo può essere complesso, perché si sentono delle rime ma si sentono versi che possono sembrare non collegati tra loro. Poi canteranno delle currentinas. La currentina è l'altra forma poetica che si usa in questo tipo di gara, che è anch'essa molto affascinante. È una lunga sequenza di versi, il numero di versi non è predefinito, come per esempio nell'ottava logudorese, in cui ovviamente i versi devono essere 8. Numerosi versi, 10, 20, 30, a piacimento del poeta, e sono dei versi che hanno rima alternata, A, B, A, B, A, B, quindi loro scelgono 2 rime che hanno molte parole, e appunto sentirete questa lunga sequenza di versi che appunto fanno rima alternata tra loro. E poi c'è la repentina, che dà il nome alla tradizione poetica nel suo complesso, ma anche alla principale forma poetica che i poeti utilizzano. Anche qua il sistema è ancora più complesso. Voi sentirete queste rime concatenate, anche qua i versi sono numerosi. Sentirete a un certo punto delle rime interne, cioè un verso fa rima con la prima metà del verso successivo, e sentirete un'altra cosa estremamente affascinante, che è quella che nella poesia sarda si chiama sarretroga, cioè la pratica di ripetere un verso cambiando l'ordine delle parole interne. Per cui nel mezzo del cammin di nostra vita potrebbe diventare nel mezzo di nostra vita il cammin. Si cambia l'ordine delle parole, si porta fuori una parola che stava all'interno del verso e si genera così la possibilità di avere una nuova rima. Questo meccanismo di sarretroga è molto comune nella repentina, così come apprezzerete anche sarriepilogata, cioè il fatto che una serie di versi che vengono improvvisati a un certo punto vengono ripresi da capo e ripetuti dai poeti, a dimostrazione del fatto che io poeta sono stato in grado non solo di pensare quei versi, non solo di eseguirli sul momento, improvvisarli, ma riesco anche a tenerli a memoria e quindi riproporli. Chi farà questo stasera per noi, scusate, vi dico della struttura della gara. Quindi noi sentiremo un muttettu a testa di saluto, e poi appunto una sezione dove sentiremo alternarsi currentinas e arrepentinas, che avranno anch'esse tema di saluto, e poi si passerà a una sezione che nella gara vera e propria, quella lunga, è detta sesordio, una parte iniziale nella quale i 2 poeti dialogano tra loro su un tema che viene scelto da loro sul momento, quindi un tema libero. C'è sempre la dimensione del confronto tra i 2, ci saranno appunto botta e risposta, però l'argomento viene scelto dai poeti. Questa sezione confluirà poi nella altra sezione che è detta delle duinas, cioè si prende una currentina, questa lunga appunto sequenza di versi, e i poeti, tutti e 2 in piedi davanti al microfono, canteranno 2 versi a testa, quindi con questo ritmo molto serrato di alternanza. Faranno poi una breve pausa, come si usa a fare nelle gare, durante la quale la fisarmonica eseguirà un ballo sardo, che è una cosa molto comune, per fare poi un'ultima sezione che è quella di saluto al santo. Le gare, come vi dicevo, normalmente si tengono in occasione delle feste religiose, quindi è buona norma, è tradizione e prassi che le gare terminano con alcuni versi dedicati al santo, in onore del quale si tiene la festa, all'interno della quale è stata organizzata la gara poetica. A fare tutto questo per noi stasera saranno 2 importanti poeti a Sarrepentina, che portano avanti una tradizione familiare, perché sono zio e nipote, provengono entrambi da Segario, sono 2 appunto esponenti di
famiglie diverse, perché, di generazioni diverse, perché appunto Efisio Caddeo, che sta alla mia destra, è il maestro di Giuseppe Caddeo, che invece sta alla mia sinistra. Chi va a ascoltare una gara poetica va a ascoltare prima di tutto il contenuto, ovviamente. Però, come vi dicevo, questi versi saranno cantati, allora anche la dimensione musicale è particolarmente affascinante. Io, insomma, li conosco entrambi da molti anni e potrete apprezzare il loro canto in diverse maniere. Vi dico due cose che a me piacciono da morire e colpiscono sempre. Efisio Caddeo ha una capacità di conferire un ritmo ai versi che è straordinario. Se voi ascoltate il modo in cui lui respira, il modo in cui marca le pause, sembra quasi di avere un ritmo quasi da rap, dicevamo prima, sentite una batteria sotto, proprio la capacità di portare il ritmo straordinario. Giuseppe ha straordinarie capacità melodiche, ha una voce straordinaria che quindi aggiunge questa dimensione della melodia alla profondità dei versi. È altrettanto affascinante il ruolo della fisarmonica, che è strumento d'accompagnamento, che molti fisarmonicisti snobbano perché è tecnicamente più semplice almeno si dice che sia più semplice rispetto a accompagnare i balli. In realtà per il fisarmonicista è richiesta una grande capacità di ascolto, di supporto ai poeti senza mai prevaricarli e sostenendoli quando loro vogliono accelerare, quando loro vogliono rallentare. Quindi è molto affascinante sentire come la fisarmonica avrà questo ruolo di sostegno, e anche per esempio il ruolo dello sguardo, come il fisarmonicista spesso ascolta con attenzione ma anche guarda i poeti per poterli accompagnare al meglio, e questa sera lo farà per noi Gianfranco Massa. Io ho parlato forse anche troppo, lascio lo spazio a Efisio Caddeo, a Giuseppe Caddeo, a Gianfranco Massa, e vi auguro buon ascolto. Dioclezianus imperatore fu contrado il mio cristiano, con due teologia convinta, lotta da con chi è che ne scudo. Santa e pranto, canto mamma santa e pranto, in ogni momento e secondo, canta semina un errore e canto figlioso mortoso, cafu di te corrutto. Dioclezianus imperatore, io lo saluto con una strinta di mano di Effi Santo in onore. Fu dogna contrasato mia cristiano di Effi Santo in onore, salute una strinta in mano. Con ideologia convinta, io onori Effi Santo, salute in mano una strinta. Pochi voti che nate scudo, ma io onori
In ogni momento e secondo, casa mia onda terrori e canto filoso motoso, cavoli de coroturo. Diocleziano imperatori Diocleziano, Matteo Bregua e Fissanto, chi porti pace sul mondo, tui case intercessori, fatti giovane con tui te fotoso, e pochi no crei puro, e pochi no crei puro. Grazie. Ha fatto un tempo prezioso, via ua che nido ci fai, devo a freno e mi mantengo. Devo a freno e mi mantengo, me in gusto occasione, me in gusto occasione, ma da tu che ci sei un canto. Da tu che ci sei un canto, da tu che beni un seuso, e durante questa notte, cui modesto verso mio cui modesto verso mio serrori mesa perdonai. Ha fatto un motetto prezioso, oi bengasi salutare, posante figlorioso, via guacchini duci fai, posante figlorioso, oi bengasi salutare, ma devo a freno e mi mantengo, posante figlorioso, oi Aziza ludai vengo, me in gusto occasione, posante figlorioso, venga Aziza ludai oi, ma da tu vinci sei un canto, oi venga Aziza ludai, po grazioso e fissanto. Tanto che beni
giai canto dei sapisi giai e fisendia volli dei sa bella poesia chi lui umilmente e naccati voi sa cantare e noi vai su mille mase primo categoria e notte sta canta canta e certo di tempo bantae da tu canno testa sabati due sa mia ebbene usa castello e sa gente poti vagare in questo modo bello che dessa zona mia chi si nara campita un e tocca pure una certo vadeo partite quarta categoria con sus quattro modello su chi ne un po' cantai questo è canto bello e chi si nassa correntia questo chi si usata e ci è mensa gara in commenza certo con cadeo e notte sta diverti mio via cambia la sua fianco sempre su mode cantae e già un marco l'uzzo seu dessa stessa genia ma pur di 80 anni sul son di voi contai e spero che avrei cosa e me gusta bella giuria a sommo quadraccia buona a stai de più la sai mi danno prima pure che fatendo a dispidia e mi sparco dei sardini a casa io ritirai ed vai su proprio d'anticicca del dovia ma non c'è stesso tanti e forse desagrado hai poco se chi di naudo cavarra canta mia fino a sapere un manno e poi mi vado incoraggiare pondi la sai onori si intera Sardegna e che potenti poeta ti possano ascoltare e adesso ad ascoltare e adesso ad ascoltare io i cante bello e su cante sagurrentia e cadui Giuseppe da de piano menai ormai se un becciu e passende sa furia capo de 50 anni su e me gue cantai in mucce s'allevano a questa categoria e tocca da tui a crescere moltiplicai Deu con tanti onori a fatto sabati mia e con suo collega remui andenda canzone cui sabonane villice su
porta d'arma proibia e con Giovanni Matisi e de Punomenai Domenicino Gadeu Vusa Stella Matutia Io Zatrus poetas mega idei iniziai Certo che Marco Luzzu conote me da Geidia e che ho fatto un progetto su sargenti dilettai e quando tu bottananti e mi botta d'allegria io t'avvi unido e non manco de saludai Summe su microfono e da conosci sa spia Cande d'uncida voi e cande d'endita dirai Coraggio t'avvi e dume in Sardegna mia Tu i gase con tu e me gase traballai saludo dono ya savarentela mia e che venida posta ne suzieta scutai se tu dormi ringrazia e Gesù e Maria o sante fisiuga me gaude da festai Sosonadori e che bello in salmonia e appunto tu su voro si sigai ringraziai Si che va ringraziai, si che va ringraziai, ma in un cambiamento che non è solo grammatico, distruendo tutto ed è mamma natura, su chi sai a fare uscire tanti mil'annos magia pesti contento in sa poesia che pratico te dona io onori a sa sarda cultura povo da contenta e a pitti cose manos ci deu dono su contributo come ta flori sa matta cabeza verendi frutto e dono contributo a sa poesia valori come ti ne sa matta frutto sa verendo in flori ti dono un valore e sa ti sia grata come ti me su frutto su flori saperendo in matta e chi pensi bene fatta e su chi non se usperendi come ti flori sa matta e che su frutto saperendi su chi sei un passende colpa non di deni Deo su te su chi passendi Zeus Samina c'è pupa ma Deo su non è stessa gruppa ora vai in retro marcia pupa e Samina c'è ai cegare gente dei gusta
canzonetta da puvata in fantasia. Spero che è fisi e ti sia aggradata. Poi te cosa bella ed va in simpatia. Tu danno pensa derrada traballada. E muito cada nosso adivo e sinergia. Però regoda bem grande bella sa cantata. In cui distingerno due starti e poesia. Siga salute ancora tu cara gente onorata. E un ringraziamento ancora ricevi davanti mia. Ricevati mia, ricevati mia. Oi dene un tresi ed è maggio e su mesi. Affrontau con coraggio e il suo tresi de maggio. Vicella ghettaus e con coraggio affrontaus Giuseppi di Ramivellas approntaus in navicellas e notte sta navigaus navicellas affrontaus e cansa de ripeti. Mi vela zobepi, kai noi bone usina, cano esti sotte prima come indi vai lotte, cano esa primo nuote, costo do depi che i cadi vai lotte come sul mese affrontau con coraggio ma su grezi ed è maggio in navicella ghettaus e con coraggio affrontaus Giuseppino di Raivellas approntaus in navicellas e navigau de continuo. Bella Giuseppino e da tu chi noi cantaus de continuo navigaus mancai pagu gente in gustora presenti in gusta bella dimora in gusta presenti ora no vi un lune né stella sa dimore bella nella città de Castello coraggio Giuseppedo e che lungo su viaggio Giuseppedo coraggio chi cadevi spiegai e cugara gente e damandi in conclusione a lungo e non fai via da dirai uno gei buffa del musca de due barberoi uno malavasia costumata da stai però gente imbriaca notte stanno cinda di noi Picca non c'ha di appena cosa devo fare Ottaviuni
ti un sugo poi io non gano testa nesi hoi cumbidai devo dire un amigo e de già attenzione e de conosci via chi de peu passai intanto che si competa da essa gente di noi e i errori nostri su di pozzanta perdonai e pozzanta perdonai, ma pozzanta perdonai, ma non da cambio si idea, oi seguo ad allea, oi seguo ad allea, in sa città di te Castello, becce su trunchigello, ma bottato a nai frisca, e ancora risca, che sti in dimora, e risca ancora, e ti chiudo qui su tasto. E oviras tu e te chitarra vai su a lira te oviras tu vai sabira e su sabibe si te mari ma se o bene o considera e di seguo da lea o sa città de Castello beccio su trucchi te tu massana e ancora frisca e ancora risca e te dimora in dimora e risca ancora e muy rido quanto dasto bessi pirate viras tu de saquirras bessi pirate viras tu de saquitarra una lira de subiras tu vira e de su mare bessi sai ma in questo bello bottavi tu ha fatto un modello in questo bottavi bello e quando aggiustava bella piga sa barca bella e tocca canno e stora stracca tocca viga sa barca e chi io in mia viga su pari e che andas al logo e mari e cego scisi o gaddeo deu da semillo orfeo e quando i sera maliara e questo ben cantava e tu di posta fianco ti non hanno fatto del manco tu sei sempre su me sto gusto non sia sta tristo e me sa diritti ho i bicacce televisioni registrami sul registro e fica deu e su maestro e de su tempo passato tutto tanto abbandonato che noi fontino altro gelo a te si fa denda tello e poi zerria e tu ballano ti a lui qui poco su affisione e mi tocca
casa desproi, poi ta canavo di os intendi noi cantai, anna su viaggio lungo bello su Varagoi, e chi canta su impari ancora di vodeo fai, in gustarti bella bocca vigoria di voi, e venuta in giù con le gamma lua di tramontai, prima ci sai e mi tocca dei sproi, e quando canta canzoni tu mi fai s'ammacchiare. Mi vai zamakiai, mi vai zamakiai. Deu minaruga, deu. Não sei o Luque, não sei o Mateu. O isfu é do Deuca. Não sei o Mateu é ne Luca, ne Giovanni e ne Marco. Magando Zé su barco. E cantadori migreu e canti su barco Zeu. E c'è dugico sonori e camigreu cantadori. E su trofeo del picco ma sono grige dugico. Pogo sa canta i greu. Cada pico su trofeo e che sa de vai nesto. Me lucchi di scappi presto e non di faccia due, lui di scappa presto e me lo e di ogni finza frutto. Deu minaruga, deu, non sei un Luque né Mateu. Cuis fu e du Deuca, non sei un Mateu e né Luca, né Giovanni e né Marco. Magando Zeu su barco e cantadori migreu. E canti su barco Zeu e gei dugico sonori. Camigreu cantadori e su trofeo de pico. E i sonori dugico Giuseppino Gaddeu. E da picco su trofeo e poco se chi va su resto. Poi getta dusa nesto. E bem vachado. Poi sanne stughetado. Chi voi bogai fruta. De guda razza brutta, però non di bongasti mano. Dengo i bassa lontano. E i san mano in scassa e dengo in lontano bassa. Fa di danne sta corona. Cadi e si pira buona. Coraggio e fa di dovresti a corona vai sanesto e seguito su viaggio. Fa che dovresti coraggio e calantigge dusci fai. O garuna vodi
se bellissima poesia e a me che mi piacevi e bene ad ascoltare però Dio lui in gamba a casa è parentela mia che sono mi nega Deo e de pitriga e a tramontai tu e cada gatta ancora e radi e vicinia chi mi botas a canta e stivo di segnia Deu damos tu sa vista e Deu damos tu sa via e al cabo ni sube e a cade pipa sai Dante ni saluki jeda gundu a boji bulia Cavota za skrilita da hisa movi applaudae Ed è una vino e custra tra repentia Camuido carattuitero a di diversai E ora mi diversai, maestro, ora mi diversai. Su maestro vutereso, specifico e beso, e da macudo critico, deve ser specifico e commenta trigo e cheiro, ma vuoi essere sincero, e cada cosa andina de bruso, ma vuoi essere sincero e proso, e non testa canta, ia che tava 40 e si casa de raisca e che ha fatto bella visca e Gesù desaccontai a summa isto futeresu e specifico deve su cica te macudo critico un peso specifico e in suo modo canta ia che tava 40 e caindo una terra teisca e fonda lì e frisca e cano e sta andata male e frisca de fonda lì e dove vai finza solivarios Dego son milenarios de Sardegna de Neos Però tocca che anesteus e poi duso a Camberaus Che se de subento visco Schauso e consumo e contributo E ne flori e ne frutto e chi do buoni sin terrori Novoga fruttene flori e gedu sciso istimao Poi andavo su mercato in guse ubruso sincero Che sa frutta e dei scero e in guia ta comprai E che tanta saporai e chi besi bella e preziosa Profumata che rosa e che sa nostra poesia Quanta cosa n'hai Dio via ma non è di chi cavallo rosa Ti avvinai un'altra cosa in questo modo e spiegai È vero ma fiancai
se esista o atento, dice o contento teu e todos colegas, infetinas e botegas atrezada por repentina, e botegas e vetrinas ai pondivo da mostai, sargentivo corporai. Ci studiosos, ortegosos, orgulhosos, se contata do tu espaço, que é valento e escasso, e tu estimada gente que é escasso ou valente, ou iside isanai. Ai, amigo pelos domingos do momento, o aduine dava de o poder mirai, e onorificio santo che nasce o gosto evento, o sughi de annos umegante venerai, però o cambia uso de Saturina, e in modo facile e poco di cantai, tocca e fisino d'ugivo di si cammina, e un addomina da fare un poso di cae. Da tu sapere tu Giuseppe Salvettina, poi bello giorni e lo zuccato solo controllai, Posto su un bancarella avunte a forma de coroncina, e uno testa denti lo comporai, de non di compru che a razza e vallisina, dollo ma si ciubo mi bodi accontentai, se uso un tempo ma un è carriando ruina, ottega sottina e staccante spacciai, sante fisa guerra e chi è in Palestina, e con sama usanta che ci che da riparai, proprio il suo che nasce in questa zona vina, e bene un Sardegna e sa gente cosa fai, i mui gancese Russia bombardendo s'Ucraina, e i terrazzi dolori e megante circolai, posso genere umano gusta est una rovina, questa cosa bella si prosupo di antafai, a chi vai d'armamento su Giuseppe indovina, Deu batti mia e taddaia savoli vai, questo danno d'usci ughiziati in sa zone cina, ma si usò la mente savaggi di antavai. in su 43 in Castello Buru cammina, cado tu in palazzo città de più bombardai,
adesso a combinazione fino a questa palazzina, 90 dentro coro e date piscanzai. Fesi di ferrovia, fesi di San Marina, bomba de 1000 chilo su anti de piughettai. Lusa giù di Deus e Maria divina, tutto questo male che me cante comportai. Nós Moisés Rauso e gusta duina, poi usarlo da suo santo fadeu poder minare.
sasia minori e finascisi che flori suggi e finascisi che flori mi gusta terra santa su 250 e capianta lì a tus eventos su 50 e 200 su epoca lontana de una mamma ragana e su babbo fu Cristo lui in desa cercau un solo e come pregava e con solo cada cai su devoto e poi case moto in guido tu e finiu ma mi sasia minori e finasci che uno fuori proprio in gusta terra santa i su 250 capianta le tus eventos i su 50 e 200 su in epoca lontana de una mamma ragana e su babbo fu Cristo lui cabregada poco solo a Deo si invocada poco solo bregada e custode uscireus casi invocada Deus poveritus e motu en cui e finimo tu e sottus e sepelliu in guido tu e finimo e mali e fice capitao e si fu da ruola azuta bomba si arma e po colpa tessa mamma e con Deo Diocleziano che fu ribelle lontano dei sa religione santa e Deo canta oi e fisi di canto tu stendi su manto e a chi prega a podui e a castelluarda lui e sempre una candela potoni a magadeva e cado io presenti sesi ed è mai su mesi sempre rivanti sa festa se sconfitto sa vesta e su coro du afflitto sa vestia si sconfitto e podo ancora sa vestia si sconfitto e poi non sovregas ancora su martirio tenora e tristo su delirio e tenora su martirio gardanti decapitao ai c'è fisio santo di fare o professioni e su mesi de maio e podi onorai dei sa terra sardados e sovrimo eroi curso che donni a malia de più sconfiggi giai tu di astana e uno manno varagoi e gusto tempo bello e chi se te più in bollai tu isa canta e de su divino eroi con Samuel sa croce sempre si a lottare castello de devota ed ognuno chi esti noi
sia tua e sin divozza cos'hai. A chi è sti maladia e fina sa che sti preso in donni a sofferenze e ci candidi dirai a tu vigara gente che se savarrada in noi e finza sa sora e determinai un ringraziamento già franco di fazzuoi poi sa melodia e chi m'ha de più intonai e tu io fica deu che se mai sto e campioni dei questo canto bello che non tramodi mai finza sa saluta chi non è presente né noi e se delle visioni appostavo a ascoltare. Grazie a Trusanno e viva Sant'Enos. Sia posa scutai e sia da posa scutai Sante fisisti mau se since lugo locau e con bianco velo se collocau in su gelo e de Cristo a fianco con un velo bianco preghendi pochini e Cristo e a fianco de Cristo osanna grande pochine triste preghendi e sicuro a Bogi manna nareste stiazzano zanna narende sto zanna podo tu su maridade e su densa va colpare e su pensamento viso s'avva colpare di viso cosa te fisisti mao se since lugo locau e quando bianco velo se collocau in soggello e de Cristo a fianco con un velo bianco e preghendi pochini e Cristo e a fianco de Cristo osanna canteme pochini e Cristo preghendi e stia oggi manna e cantando zanna qui sa sua favela fai questa carrozzella e si ci pozza la bolla questa carrozzella vai e cammini da pei giusto Sante fizionaru gusto e canno penso a Gervisio naru gusto sante fisio gases architettonico pianto naru gusto e fisio santo e donaru in preghiera sa gente sincera mi aiuta veramente a
essa noche y esa severa gente e pense di rendirsi a mano ad ogni cristiano, sia da loro o lontano, tu i buoni incisa mano e son maligi che congrui, sa mano buoni incidui dui tagase protettori e fai su favori e su mali de riparai e su favori vai e podonia maladia sia manna obitia maliande di su male a chi resta in sospidali e poni dugandi de celesti a chi sospidali esti a su conendi maladia di faccio Ave Maria con il suo goro d'abbraccio e Ave Maria di faccio su babbo nostro di proru e d'abbraccio con su goro dato chi mi se ubostu di proru babbo nostro esti pommi de pascutae basta da gara gente e da vino s'arrepentia e a trusano melus e chi da bozza i fai o garo stimao su essa parentela mia mille ringraziamento se continua si orai e quando arriva dal muro basido non zia cadanti contanti goru e cico desidu donai autavi uni e due con vera simpatia de garafadini atrás bella bella pondi vai e a tu in Marco Luzzu che conosci sa filosofia e su di peso canto commento i da dugantai a su sonadori e con grande simpatia dei che preciso e su modi accompagnai a Giuseppe Duga Deuga non m'arrendi un veria ma zia tu dinara sempre a continuai casante fisi un buono e milioni di energia ancora mille gara e posta sta realizzai devo con cua gara di faccia ancora compagnia ma c'è ducica su besu e mega de mi vesai intanto gara gente ti la su allegria e sai santo ma chi non sa ma chi mai altra volta se non so